Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. In apertura del nostro notiziario di oggi, la politica con la maggioranza udinese che cerca di far quadrato dopo le frasi del sindaco Fontanini rilasciate ai microfoni di Telefriuli, frasi che sono state mal digerite da qualche alleato come Fratelli d'Italia, e intanto è iniziata la corsa ai nomi alternativi all'attuale primo cittadino. Il servizio. Il sindaco qualche volta è anche stanco perché Udine è una città un po' difficile e in alcuni momenti anche ingrata. Se poi la gente non coglie queste importanti iniziative che abbiamo fatto, non ho grandi motivazioni. L'intervista del sindaco Fontanini rilasciata ieri a Telefriuli scuote la politica udinese, in particolare il centrodestra. Forse la paura di perdere per la prima volta nella sua lunga carriera da vincitore potrebbe aver spinto il primo cittadino a fare un mezzo passo indietro sulla ricandidatura. Questa è l'ipotesi più accreditata. Le ragioni vere però nessuno le conosce. Sta di fatto che Fratelli d'Italia non pare aver gradito lo sfogo e chiede ora una verifica agli alleati. Sono parole forti, io diciamo non le direi mai. Riteniamo che non si possa più aspettare e quindi è necessario che il sindaco Fontanini sciolga definitivamente questa riserva. La quadratura del cerchio ora va cercata all'interno dell'alleanza. Progetto FVG non teme ripercussioni sul voto. Questo è uno sfogo, non era assolutamente rivolto ai cittadini, lui si riferiva a una parte della minoranza, al di là che Pietro sia il futuro candidato sindaco del centrodestra, e lo spero. Io vi posso dire che il centrodestra è compatto sotto tutti i punti di vista. Altri nomi all'orizzonte per ora non ci sono. Si attende da Fontanini la decisione definitiva che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Si pensa a un'alternativa che potrebbe arrivare dalla società civile e non direttamente dai partiti. È uno sfogo che evidentemente dice comunque insomma anche di una fatica, e è uno sfogo che comunque ci tocca fino a un certo punto, io credo. Alternative ce ne sono sicuramente, la stima che abbiamo nei suoi confronti penso l'abbiamo già manifestata, adesso tocca a lui. Nel frattempo il Partito Democratico ha eletto Renzo Liva come segretario regionale con 45 voti a favore sui 79 validi. Gli spetterà il compito di portare il PD alle prossime elezioni regionali, ma anche quelle comunali di Udine. Non mi sento un traghettatore, non chiudo la porta ai potenziali alleati, dice. Sentiamolo. Hanno ottenuto voti Renzo Liva 45, Chiara D'Agiao 33, schede nulla nessuno, schede bianche 1. Sono contento soprattutto per il clima in cui si è svolta questa nostra competizione, che è stata un confronto. Siamo anche capaci di dare buone dimostrazioni. Da oggi in poi dovremo darne tante perché il percorso è in salitissima. C'è da costruire una coalizione contro Federica adesso? C'è da costruire una coalizione, ho visto che c'è già un fuoco di sbarramento. Vabbè, andremo a vedere. Noi pensiamo che oggi, se si vuole battere questa destra, dobbiamo metterci insieme. Il PD non è i 5 Stelle, i 5 Stelle non sono il PD e non sono autonomie, ma proprio perché siamo diversi possiamo fare un discorso alla regione ed essere competitivi. C'è la questione di Udine. Dovete arrivare alle primarie, cosa farete? Come deciderete? Non lo so, oggi sono stato nominato segretario. Speriamo di mettere in campo anche là una soluzione per Udine. Certo non si passano sopra i territori e io non lo farò certo da oggi. Io non sono un traghettatore, sono uno che si assume un impegno per portare il PD fino a un certo punto, ma nella pienezza dei poteri e traguardando di là. Poi di là ci sarò io, c'è un altro, ci sarà il PD. Aveva creato, passiamo alla cronaca, una società che sulla carta offriva servizi di somministrazione di lavoratori interinali con sede legale a Olbia, ma era solo una scatola vuota che sgravava degli oneri fiscali 3 aziende del Veneto che operavano nel settore metalmeccanico e gestivano invece complessivamente i propri dipendenti. Complessivamente l'evasione ammonta a 3 milioni di euro di imponibile e oltre 650 mila euro di IVA non pagata. 8 gli indagati e l'ideatore del meccanismo è un friulano che aveva appunto creato questa società interinale. Alla mente del sistema viene contestato anche il riciclaggio, in quanto ha cercato di portare all'estero parte dei soldi accumulati illecitamente.
Versa in gravi condizioni un uomo di mezza età che nella prima serata di ieri, intorno alle 21:30, è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto a Tolmezza in via Gortani per causa al vaglio delle forze dell'ordine. Mentre si trovava in sella una motocicletta si è scontrato con una vettura e rovinato a terra riportando lesioni molto serie. Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tolmezza e l'elisoccorso. L'uomo è stato poi trasportato con ambulanza all'ospedale Santa Maria Misericordia di Udine, sul posto i vigili del fuoco. La pandemia: sono 806 casi positivi ai Covid registrati nelle ultime 24 ore, su 4.728 test tra antigenici e molecolari effettuati, 5 i decessi, 2 a Udine e 3 a Trieste, 3 le persone ricoverate in terapia intensiva, 204 quelle in altri reparti. Il sistema NUE 112 e Sores del Friuli Venezia Giulia è stato definito tra i migliori d'Italia. Una conferma dell'eccellenza delle due sale operative arriva dalla voce tra le più autorevoli del paese. Alberto Zoli, direttore generale dell'azienda regionale emergenza-urgenza della Lombardia. Vediamo. L'esperienza del Friuli Venezia Giulia è stata giudicata positivamente e definita efficiente. Con la centrale unica di risposta di Palmanova, a prescindere dalla conoscenza del territorio, l'operatore del NUE 112 e dell'infermiere della Sores può inviare i mezzi di soccorso nel luogo giusto grazie a una localizzazione geografica adeguata, precisa e corretta. Perché nel 75% dei casi le chiamate che convergono nella unica centrale dell'112 per tutta la regione Friuli Venezia Giulia, nel 75% dei casi sono già sulla numerazione, sulla coda, si dice tecnicamente 112. Quindi il cittadino ha già recepito, ha già capito che quello è il numero unico dell'emergenza. L'avanzamento tecnologico permette di agire con velocità senza che l'operatore conosca il territorio, ma la Sores ha ancora altri obiettivi. Possiamo lavorare su due aspetti. Innanzitutto è quello di riuscire in qualche modo a creare una rotazione proprio del personale all'interno di della Sores, ma deve essere personale che possa lavorare anche all'interno delle strutture ospedaliere o sul territorio, che è quello che di fatto i professionisti chiedono. Ma non è solamente perché viene chiesto ai professionisti, ma perché queste sono anche ampiamente dimostrate essere valide a livello nazionale, dove già sono state raggiunte queste modalità di operatività. Passeggiata ecologica questo pomeriggio a Udine, dove oltre 100 cittadini si sono riuniti per ripulire strade, tombini, marciapiedi dai rifiuti gettati a terra dall'incuria dei cittadini, oltre 7 kg di mozziconi raccolti. Sentiamo. Armati di guanti, pinze e sacchetti hanno ripulito le strade del centro di Udine dai mozziconi e dai rifiuti gettati incautamente a terra da cittadini, diciamo così, poco attenti. Circa un centinaio i volontari che questo pomeriggio hanno partecipato alla passeggiata ecologica organizzata dalla Onlus Plastic Free, un'associazione nata in difesa del mare e dell'ambiente. Al centro della loro battaglia troviamo soprattutto le microplastiche, ovvero l'elemento che minaccia la catena alimentare, animale e umana. Una grande adesione, tanto entusiasmo e questo fa ben sperare. Secondo me c'è questa sensibilità, questo risveglio di coscienza che unisce un po' tutti, ecco. 2 le squadre all'opera, una si è dedicata alle vie del centro storico, la seconda alla zona tra Piazza Primo Maggio e Borgo Prechiuso. Una giornata ecologica riuscita che si aggiunge alle altre iniziative ambientali sostenute dal Comune di Udine. Sono più che soddisfatti, hanno risposto moltissimi volontari a cui va il mio attestato di stima ed invito tutti i cittadini, tutti i turisti a non inquinare, a non gettare per terra mozziconi, sigaretta, carte, cartacee, perché ricordiamoci che un progetto ecologico, un progetto di non inquinamento sarà l'obiettivo del nostro futuro. Il grande caldo fuori stagione spinge molti friulani ad uscite fuori porta anche per il ponte di Ognissanti. Tra le mete privilegiate ci sono gli agriturismi che registrano un più 20% di prenotazioni rispetto allo scorso anno. Vediamo.
Autunno caldo, voglia di vacanza. Il ponte di Ognissanti abbinato al sole a temperature oltre i 20 gradi scatenano la voglia di uscita fuori porta e di vacanza fuori stagione. E se al mare si rivedono i lettini in spiaggia, come a Grado, in collina vanno di moda i pranzi negli agriturismi. L'alternativa low budget ai viaggi all'estero registrerà nei 674 locali del Friuli Venezia Giulia, che fanno parte del circuito, un più 20% di prenotazioni rispetto allo scorso anno. Il dato arriva dalla C Agricoltori Italiani e Turismo Verde. Resta comunque la preoccupazione per i rincari energetici che in gran parte fermeranno le attività dopo il ponte per riaprire non prima di Pasqua. È difatti troppo costoso tenere aperto nell'autunno e inverno strutture spesso di ampie dimensioni che hanno bisogno di un grande dispendio energetico per il riscaldamento. CIA ricorda che la superficie media della camera di un agriturismo è di circa 36 metri quadri, quasi il doppio di quella di un albergo, e i previsti rincari in bolletta non potranno dunque essere compensati dalla presenza degli ospiti. L'aumento dei costi produttivi di luce e gas in particolare grava pesantemente sulle spalle delle nostre aziende, dichiara il presidente di CFVG, Franco Clementin. Stiamo dunque sollecitando con vigore un'azione di governo realmente incisiva in vista della prossima manovra di bilancio. La rotonda su uno degli assi viari più trafficati di Percotta è stata realizzata in un tempo record, un mese prima del cronoprogramma previsto, ed è la dimostrazione di quanto l'amministrazione regionale, FVG Strade assieme al comune di Pavia di Udine abbiano lavorato in modo efficiente. Ad affermarlo l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidiobini all'inaugurazione della nuova rotatoria realizzata al posto dell'impianto semaforico in uno dei nodi viari più trafficati di Percotto, tra le vie Aquileia e Crimea, lungo l'ex strada provinciale 78 che collega Pavia di Udine alle zone industriali di Manzano e San Giovanni al Natisone. Il finanziamento dell'opera con fondi regionali della regione di 600.000 euro. Voltiamo pagina, passiamo allo sport. Domani Udinese a Cremona, sospinta da oltre 2.000 tifosi a caccia della rivincita dopo il KO interno contro il Torino, con un pensiero speciale anche rivolto all'ex Pablo Marì, ferito nell'aggressione ad Assago. Sentiamo. È stata una settimana all'insegna del duro lavoro. Siamo andati a migliorare, a vedere le cose che dobbiamo fare meglio, ho avuto ottime risposte, quindi domani mi aspetto prima di tutto una grande prestazione, di grande determinazione, di grande ritmo, ma anche di estrema lucidità. Noi abbiamo assolutamente le qualità e la determinazione, la voglia di mettere in difficoltà la Cremonese, pur sapendo che non sarà assolutamente una partita facile. Che allenatore è Alvini? Quest'anno lui ha portato avanti quelle che sono le sue idee di gioco, il suo atteggiamento è sempre stato ben delineato, un atteggiamento aggressivo. Io credo che la Cremonese si trova in quella classifica lì, ma poteva avere secondo me dei punti in più e quindi noi assolutamente non dobbiamo per nulla sottovalutare l'impegno, ma non è nostra abitudine. La nostra concentrazione deve essere solamente per la partita che dobbiamo affrontare. I ragazzi hanno sentito, per quanto riguarda Pablo Mari, qualcuno l'ha chiamato, quindi erano dispiaciuti ma rassicurati insomma, dalla situazione dopo l'intervento. Questa è una fortuna per lui e spero anche per le altre persone. 2000 che si spostano a Cremona per sostenere i ragazzi e questa è una cosa bellissima. Storica sfida per la Gesteco, parliamo di basket, stasera alle 20 contro la Fortitudo Bologna e poi la partita verrà trasmessa alle 22 su Telefriuli. Sentiamo il presidente Davide Micalic. È una partita clamorosa, dai, per Cividale il top dei top, dobbiamo viverla con la giusta emozione, con la giusta intensità, atteggiamento, grinta, chiamala come vuoi, però poi devi bisogna nel campo vincere la partita, perché ci vuole rispetto per una storica piazza con una tifoseria storica meravigliosa che segue i propri giocatori sempre e comunque a prescindere, però per Cividale è un evento degli eventi, io l'ho detto anche, me l'hanno chiesto, ma non per fare
demagogia o per vendere fumo, perché è la verità. Quindi sarà una grande kermesse, noi proveremo a metterci l'abito da sera ed essere all'altezza di questa grande manifestazione. E in casa noi ci trasformiamo, in B abbiamo sempre vinto, quest'anno abbiamo fatto 2 su 2, è chiaro che non è una casualità, no? Vuol dire che c'è grande simbiosi, grande feeling fra noi e i nostri tifosi, vuol dire che i giocatori si sentono proprio a agio sul nostro campo, però affrontiamo una big, affrontiamo una squadra fenomenale, con un grande blasone ma anche un grande roster, quindi ci sarà bisogno di una super spinta. Io invito i nostri tifosi a fare come sempre un tifo propositivo, un tifo a favore e a spingere questi ragazzi oltre i propri limiti, perché vincere vorrebbe dire scrivere un'altra pagina di storia in un libro meraviglioso come quello che stiamo facendo tutti insieme a Cividale. E lo stesso Davide Micalic è stato eletto questa mattina a Bologna nel Consiglio Lega Nazionale Pallacanestro, una grande soddisfazione quindi per il numero 1 della Gesteco. Ringrazio il Presidente Basciano, tutto il direttivo e tutta la società che mi hanno eletto e dimostrato fiducia credendo che io possa essere utile allo sviluppo del movimento, ha commentato appunto Davide Micalic. E questa era anche l'ultima notizia, io ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro a tutti buona serata.